Buonasera a tutti e a tutte e ancora ben trovati questa sera a questo ultimo appuntamento del ciclo di incontri organizzato dalle parrocchie del Vicariato della Fontana Buona in questo mese di agosto. Questa sera abbiamo il piacere, l'onore di avere nuovamente con noi, dopo il successo della scorsa estate, abbiamo di nuovo con noi Massimo Minella, che possiamo dire davvero di casa ormai qui, e che anche quest'anno ha accettato di condividere con noi una serata, l'ultima, quella di chiusura, attraverso il racconto, la narrazione di un monologo che lui stesso appunto ha scritto e ci proporrà. Insieme a lui, inseparabile, Franco Piccolo, fisarmonicista, musicista, davvero di talento. Anche lui possiamo considerarlo un amico e di casa, e quindi ci gustiamo la bellezza di questa serata, condividendo anche quello che è stato preparato attraverso le immagini, le parole, la musica, che questa sera ci faranno fare un viaggio importante, forse non molto noto, o forse sì. Ecco, lasciamo questa domanda aperta e lasciamo la parola a Massimo Minella e la voce della fisarmonica Franco Piccolo. Li accogliamo con un applauso. Grazie caro Don Marco, grazie, buonasera. Intanto mi sono subito tolto la giacca perché ho sentito che ero preparato per una serata all'esterno e invece abbiamo deciso di portarci all'interno, quindi l'emozione è ancora più forte per me e per Franco. In particolare poi per questa occasione, a distanza di un anno, ci conferma il piacere di essere insieme e ci conferma anche quanto velocemente corra il tempo. È già passato un anno dal nostro ultimo incontro qui. E quando abbiamo iniziato qualche mese fa a ragionare sull'idea di un racconto da poter condividere con voi, noi abbiamo subito pensato a questo lavoro che ha segnato un po' l'inizio della nostra collaborazione con Franco Piccolo. Da allora, teniamo il conto, ci sono state circa altre 60 serate insieme che abbiamo condiviso, quindi una collaborazione, un'amicizia sempre più forte ed intensa. Ed essere qui, ecco, essere qui mi farebbe dire che fortuna. E insieme a questa frase, che è un po' scontata, a volte si dice quando si sta in un posto in cui si ha piacere a stare, quando si condivide un momento così bello, così importante, uno dice che fortuna. Ecco, e questa è una frase su cui io spesso mi sono interrogato, sul concetto della fortuna. Ma la fortuna esiste? Mi sono sempre chiesto e mi chiedo di sovente. E mi viene in mente un'intervista che Enzo Ferrari, il mitico Drake, fece anni fa proprio sul tema della fortuna. E dissero: Ferrari, ma che cosa ne pensa lei della fortuna? E lui rispose: la fortuna non esiste, la fortuna siamo noi. E allora, se siamo noi la fortuna, allora siamo noi anche la sfortuna, siamo noi i protagonisti delle nostre scelte. E questa intervista, questa frase ricorre anche in questo racconto. Inizialmente, quando abbiamo preparato questo testo, iniziato a lavorare su queste navi un po' sfortunate, un po' sventurate, su questa donna che ha dato il nome ad una delle due navi, un po' molto sventurata, sfortunata, noi abbiamo pensato ad un titolo diverso da quello di questa serata. Vedete, io sono un giornalista, quindi vado sempre alla ricerca di titoli che possano magari catturare l'attenzione del lettore e poi sviluppare appunto nel testo il senso di quello che io voglio dire. Inizialmente questo racconto si intitolava La maledizione delle due principesse. Riflettendo però sul lavoro che sta continuando da anni, stiamo continuando, raccontavo prima a Don Marco, la ricerca continua che stiamo facendo su queste navi, ho scoperto che non c'è maledizione, ci sono degli errori umani, ci sono delle scelte scellerate dell'uomo che portano
ad episodi e ad eventi tragici. E allora questo nostro racconto abbiamo deciso di titolarlo Storie di navi e principesse che non fecero ritorno. Il barco llevava il nome di una princesa, la hija del re d'Italia, princesa Mafalda. Chiedete in Argentina e saranno in molti a raccontarvi la storia del principessa Mafalda, la storia tragica, molti più che in Italia. È il 25 ottobre del 1927 e il transatlantico Principessa Mafalda, che è stato l'ammiraglia della flotta italiana, l'orgoglio della marineria italiana, sta per affondare al largo delle coste del Brasile. Ma facciamo un passo indietro, anzi, due. Grazie Franco Piccolo. Oblivion di Astor Piazzolla, figlio di emigranti italiani. Abbiamo ricostruito di recente anche la storia di Piazzolla. Il padre di Astor sentì un musicista italiano suonare talmente bene la fisarmonica che disse: lo voglio chiamare come te. Lui si chiamava Astorre e quindi lui divenne Astor Piazzolla, il figlio. E siamo negli anni della Belle Époque, all'inizio del Novecento. Il mondo sogna in grande, anche l'Italia lo fa in quel periodo, e di conseguenza anche le compagnie armatoriali progettano un nuovo modello di navi più grandi, più lussuose, più veloci, perché anche dal mare può arrivare una risposta forte alle comunità. Una compagnia genovese, il Lloyd italiano, decide di ordinare una coppia di navi come fino ad allora non era mai stata costruita.
Si chiama Coppia Grande Ammiraglia. Il Lloyd Italiano è una compagnia di proprietà della famiglia Piaggio. L'ordine ai cantieri navali di Riva Trigoso arriva immediatamente. La famiglia Piaggio è proprietaria anche dei cantieri navali di Riva Trigoso. Questa coppia di grande ammiraglia in effetti è un qualche cosa che fino ad allora non si è mai visto. Siamo all'inizio del Novecento, una lunghezza di 141 metri, una stazza lorda di 9.000 tonnellate, poca cosa rispetto alle navi di oggi, navi lunghe quasi 400 metri, con una stazza lorda di 200.000 tonnellate, eppure all'epoca niente di simile, non solo dal punto di vista delle dimensioni, ma anche per le altre caratteristiche. Le navi si chiamano Principessa Yolanda e Principessa Mafalda, sono le figlie del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena. È un inchino al potere, insomma, chiamare navi in questo modo, quegli inchini che non passano mai di moda. Ma in effetti queste navi hanno qualche cosa di più e di diverso nelle loro caratteristiche. Si inizia subito a lavorare in cantiere per preparare gli scafi e le navi e in parallelo la compagnia armatoriale, il Lloyd Italiano, inizia una campagna martellante sui giornali e sulle riviste dell'epoca proprio per annunciare l'arrivo di queste nuove navi che rappresenteranno qualche cosa di unico nel panorama mondiale dell'armamento. La mattina del 22 settembre 1907 tutto è pronto per la cerimonia di varo del Principessa Yolanda a Riva Trigoso. L'appuntamento è fissato per le 12, ma fin dalla mattina la gente è in cantiere. Aspetta il momento, il varo, l'incontro della nave con l'acqua. Quei vari che abbiamo un po' perso ormai di vista rappresentavano davvero un momento di grandissima emozione. Lo scafo che scivolava di poppa in acqua, l'incontro con l'acqua, la festa, la gioia, l'inizio di una nuova avventura, l'incontro con il mare. E così anche quella mattina. La gente è sulla spiaggia, ma è anche nelle barche che aspetta il momento del varo. Guardate, la nave Il Principessa Yolanda retto da questa fitta rete di travi, pronte a saltare via una dopo l'altra. A mezzogiorno in punto il fischio della sirena segna l'avvio della cerimonia. Si staccano i tronchi, questa specie di foresta di travi, le catene si fanno da parte, si sente l'odore acre della nave che scivola sull'invaso, bruciando l'olio, ed eccolo l'incontro con l'acqua. Da terra iniziano gli applausi, le bandierine italiane si alzano in segno di gioia, ma improvvisamente qualcosa va storto. Ma va letteralmente storto, perché la nave a poco più di 100 metri dalla costa inizia a piegarsi su un fianco, il fianco sinistro, a ingavonarsi tecnicamente, come si dice. Da terra si fa immediatamente silenzio, nessuno batte più le mani, le bandierine si abbassano. È un momento terribile. A bordo della nave i marinai si guardano un attimo e cercano subito di correre ai ripari, buttando l'ancora di destra per cercare di bilanciare il peso, non succede nulla. Allora con i rimorchiatori si buttano contro la nave per cercare almeno di spingerla, fino alle sabbie, per cercare di fermarla. Non c'è niente da fare, in 20 minuti il Principessa Yolanda fa naufragio nel giorno del suo varo. È una storia che ricorre ancora, se andate a Riva Trigoso c'è ancora qualcuno disposto a parlarvi di queste vicende. Ed eccolo lo scafo del Principessa Yolanda completamente rovesciato in acqua. Il responsabile del progetto si chiama Francesco Tappani, sarà podestà di Chiavari dal 32 al 42. Nei suoi confronti il cantiere non prende nessuna decisione punitiva, anzi viene mandato in una sorta di viaggio premio tra i cantieri del nord Europa per vedere come si costruiscono le navi. Forse si potrebbe salvare qualche cosa del Principessa Yolanda, ma il battage pubblicitario e la figuraccia conseguente al naufragio fa sì che il progetto venga immediatamente abbandonato. Ci si concentra sulla nave gemella, il Principessa Mafalda. Un anno e un mese dopo, il 22 ottobre del 1908, è il momento del varo del Principessa Mafalda. Immaginate la preoccupazione, ripetere un simile errore sarebbe disastroso, ma che cosa è successo in effetti? Perché
la nave ha fatto naufragio in soli 20 minuti. Guardando le foto si nota un pescaggio davvero molto esiguo della nave, segno che la nave non è stata zavorrata, non è stato caricato il carbone. In compenso, nella parte superiore l'allestimento è quasi del tutto completato per giocare d'anticipo, per poter mettere in esercizio prima la nave, per poter accelerare i guadagni che da questa nave potranno arrivare. Il risultato è questo clamoroso errore tecnico che fa appunto naufragare il Principessa Mafalda. Pensate che l'unica cosa che nella parte superiore della nave non è stata montata sul Principessa Yolanda sono le finestre e gli oblò. Così quando la nave si rovescia l'acqua entra subito e in 20 minuti appunto la porta sul fondo. Errori che non si ripetono più. Il varo della Principessa Mafalda riesce perfettamente e la nave viene allestita, questa volta nei mesi successivi, in soli 5 mesi. Eccola la cerimonia di varo, sempre nel cantiere di Riva Trigoso, della nuova ammiraglia, di quella che all'epoca è l'ammiraglia della flotta italiana. Il 5 marzo del 1909 è il momento del viaggio inaugurale della Principessa Mafalda, unica rotta Genova-Buenos Aires. È la nave del lusso, ma è anche la nave degli emigranti, che deve cercare di soddisfare le varie esigenze. Guardate il manifesto pubblicitario del Lloyd italiano che bara sul tonnellaggio, perché la nave è poco più di 9.000 tonnellate di stazza lorda, mentre qui viene presentata come 12.000, ma in realtà la presenta come il più celebre e sontuoso fra l'Europa ed il Sud America, incrociatore della Reale Marina Italiana, Principessa Mafalda, traversata in 15 giorni, trattamento e servizio tipo hotel di lusso. Effettivamente questa è una nave che fino a quel momento ancora non si era vista, non solo per le dimensioni, vi dicevo, la lunghezza e la stazza, ma anche per le caratteristiche tecniche e per il lusso. A bordo è montata una potente radio ricetrasmittente che Guglielmo Marconi più volte userà per i suoi esperimenti. C'è il telegrafo. Le classi lusso e prima classe hanno il telefono in cabina. Sempre per le classi lusso e prima è a disposizione una grande hall di ricevimento dei passeggeri, la sala per la musica, il teatro, la palestra, la sala per i giochi, per l'intrattenimento, tutto su 2 ponti, con un arredamento lussuosissimo. Guardate le foto che ritraggono gli interni di questa nave. E poi non è un caso che dal momento in cui la nave inizi a spostarsi tra Genova e Buenos Aires, tutti quelli che per necessità o per lavoro devono raggiungere il Sud America vogliano il Principessa Mafalda, attori. Guglielmo Marconi, ad esempio, che la usava per i suoi esperimenti, ballerini, musicisti, politici, alti prelati, sportivi. Il Genoa farà sul Principessa Mafalda la sua prima tournée in Sud America, prima squadra italiana a fare un viaggio in Sud America, una tournée. Luigi Pirandello, Tatiana Pavlova, Arturo Toscanini e anche lui, Gardel, la voce dell'Argentina, che grazie alla radio di Marconi si farà conoscere in tutto il mondo.
Grazie. Luis Gardel. Questa è semplice, per una cabeza, insomma, uno dei suoi pezzi più celebri. Ecco, tutto questo lusso e poi alla fine è riservato per meno di 200 persone, perché per il fiume dei migranti c'è la terza classe, 1200 posti, grandi camerate, un refettorio in comune, bagni in comune, eppure la compagnia sottolinea come le condizioni su questa nave siano migliori rispetto alle navi precedenti. Il viaggio è più dignitoso e quindi l'emigrante, secondo la compagnia, può trascorrere meglio i giorni che lo separano dall'altra parte dell'oceano. La principessa Mafalda, vi dicevo prima, navigherà su un'unica rotta, Genova-Buenos Aires, dal 1909 al 1914, con l'unica eccezione di un viaggio, proprio in quel 1914, da Genova a New York, per portare un carico di passeggeri americani in fuga dall'Europa che sta per incendiarsi per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Poi si ferma, ovviamente per il conflitto, viene requisito dalla Regia Marina e diventa un hotel galleggiante per ufficiali. Resterà fermo per 4 anni, fino al 1918. Tornerà mentre il Lloyd italiano è stato assorbito dalla Navigazione Generale Italiana, la più grande e potente flotta italiana dell'epoca e tra le più importanti al mondo. La situazione però è cambiata molto rapidamente, troppo rapidamente per questa nave, perché la Navigazione Generale Italiana sta già progettando una nuova classe di navi, grandi il doppio, il triplo del Principessa Mafalda, con una disposizione diversa degli spazi a bordo, con una concezione tecnologica più avanzata, e questo fa sì che la nave, che non ha nemmeno 10 anni di vita, sia già obsoleta, e sarà questo a segnare il suo destino, perché da quel momento la compagnia non investirà praticamente più nulla su questa nave. Ci saranno soltanto piccoli interventi, ritocchi, nessuna vera e profonda manutenzione. Su uno scafo, ad esempio, che è rimasto fermo per 4 anni e che comincia a corrodersi, sui suoi impianti tecnologici, sulla parte motore. In breve, attorno a questa nave cominciano a circolare dei soprannomi sinistri. Uno di questi è ballerina, non per la musica che si suona a bordo, ma per questi rumori che dalla sala macchine arrivano fino in cima e fanno ballare la nave. Un'altra, ancora più spregiativa, riguarda l'equipaggio. Il Principessa Mafalda è la nave dei liquidati. Chi può, da questa nave scappa, cerca l'imbarco su un'altra nave. Ma che cosa succede? Perché questa nave non viene fermata definitivamente? I comandanti che si succedono nel governo della nave segnalano ripetutamente questi problemi, ma non vengono ascoltati. Ad un certo punto la compagnia fissa nel 1925 l'anno della radiazione, ma nemmeno quest'anno viene rispettato. Bisogna presidiare la rotta. Liberare una nave significa creare uno spazio per un concorrente e quindi, sempre per motivi economici, il Principessa Mafalda continua a navigare. E così fino all'11 ottobre del 1927. La nave è ferma nel porto di Genova e sta per partire per la sua 100ª traversata sulla rotta per il Sud America, Genova-Buenos Aires. La partenza è fissata per le 12, ma non succede nulla. C'è un gran via vai in sala motori, ma la nave resta ferma. Passano le ore. Addirittura la compagnia medita di cancellare quel viaggio e di fare un trasbordo di tutti i passeggeri, additando a motivazione il fatto che ci sono poche prenotazioni per la prima classe. Dei 1000 migranti poi in fondo non interessa più di tanto. Ma dopo 5 ore i motori si rimettono in movimento, in azione, e la nave può partire. Sarà un'odissea tragica. Nella tratta Mediterraneo-Atlantico la nave si fermerà 10 volte. Nel porto di Barcellona resterà ferma per 24 ore
per interventi al motore. A comando del principessa Mafalda c'è Simone Gully, 60 anni, un eroe della Prima Guerra Mondiale. Per 2 volte ha salvato tutti i passeggeri da 2 piroscafi che erano stati colpiti dai sottomarini tedeschi. Li aveva salvati tutti e lui si era salvato per ultimo. Gully da tempo continua a denunciare i problemi di questa nave alla compagnia armatoriale, ma non ottiene risposta. Dopo la tragedia sarà la moglie a raccontare al Mattino di quell'ultimo viaggio. Aveva dei brutti presentimenti mio marito quando mi raggiunse nella nostra casa di San Giorgio a Cremano. Mi aveva confessato le sue preoccupazioni, dicendomi che la nave non era più nelle condizioni di affrontare lunghe traversate. Ne aveva parlato con i responsabili della compagnia senza ottenere risposta. Doveva obbedire agli ordini, far partire un'ultima volta la nave prima del disarmo. Ecco questo disarmo sempre annunciato e sempre rinviato. Chi ha una percezione forse ancora più forte delle condizioni di questa nave è il direttore di macchina, è un genovese, si chiama Silvio Scarabicchi. Silvio scrive ad un amico nei giorni prima della partenza e dice: caro amico, che dire, personale nuovo, nuovi ufficiali, nuovi sottufficiali, nuova la bassa forza. Figurati quali molteplici preoccupazioni ho avuto e per di più con la macchina sinistra in avaria. È tanto da cambiar mestiere. L'equipaggio sa benissimo le condizioni in cui è costretto a far navigare la nave, a far salire ogni volta centinaia di passeggeri, ma l'ordine è perentorio, bisogna continuare. Il giornale di macchina del 1926 è all'Archivio di Stato di Genova. Lo possono consultare tutti, è un atto d'accusa devastante che ci ha fatto parlare per questa tragedia di una sorta di delitto di Stato, perché la navigazione generale italiana era comunque sotto il controllo e la vigilanza dello Stato. Ogni giorno Scarabicchi, durante la navigazione, denunciava le condizioni della nave, con i motori che erano costantemente fermi e costringevano ad interventi di fortuna. È così anche quella mattina, dopo la sosta a Barcellona, la nave riparte, si ferma il motore di destra, si viaggia con un solo motore, dopo qualche ora si ferma anche quello di sinistra, la nave resta per 6 ore in balia delle acque dell'oceano, si riesce a riparare alla belle meglio il motore, si raggiunge un porto africano, Dakar, si guastano le celle frigorifere, ai passeggeri viene comunque servito cibo avariato e c'è una intossicazione che coinvolge centinaia di persone. Il viaggio prosegue, ma ci si ferma nuovamente nell'arcipelago di Capoverde, a São Vicente, dove si imbarca carne appena macellata per poterla servire a bordo, ma dove sale anche un gruppo di passeggeri argentini miracolosamente scampati ad un naufragio. La gente interroga con curiosità queste persone e uno di loro, Luigi Bulgarini, racconta: è una cosa incredibile quello che è successo, abbiamo rischiato la vita, ma sicuramente non può succedere di nuovo. La nave si stacca il 18 ottobre, è l'ultima volta che tocca la terra. Le condizioni a bordo sono difficilissime, c'è tensione, esasperazione, parte addirittura una raccolta di firme da consegnare al comandante per chiedere di intervenire e di fare qualcosa. Gully ne approfitta e manda un telegramma alla sua compagnia chiedendo un intervento, un soccorso, ma loro rispondono: proseguire fino a destinazione e attendere disposizioni. E allora Gully, per cercare anche di placare
la tensione del momento, passato l'equatore, decide addirittura di organizzare una festa a bordo con una grande torta per tutti gli ospiti e nella sala da ballo fa suonare le hit del momento. Grazie Franco. Vabbè. Facile anche questa, eh? Sì. Creola. Canzone dalla Bruna Aureola. Canzone dell'anno 1927. Era un dia splendido, con una brisa suave che appena despeinava las aguas dell'Oceano Atlantico. Così raccontano i giornali dell'epoca, iniziando a raccontare di quel 25 ottobre del 1927. Il viaggio sta per terminare, la costa è distante soltanto poche decine di miglia. Si comincia a sciogliere un po' la tensione perché quel viaggio è stato veramente duro, massacrante, ma ora la terra sudamericana è finalmente vicina, poche ore e potrà essere raggiunta. Succede tutto all'improvviso, alle 5 del pomeriggio. Si sente un gran boato a bordo della nave, come un'esplosione, e poi un colpo di freno, come se la nave si fosse paralizzata e bloccata in quel momento. Sulla nave si fa silenzio per un secondo e poi la situazione esplode, le urla, i pianti, le corse dei passeggeri di terza classe che cercano di salire sopra la nave. Uno dei primi, forse il primo ad accorgersi di quello che è accaduto è un giovane pasticcere di Verona che è appena uscito dalla barberia di seconda classe. Ed è lui a notare che il giunto che sorregge l'asse dell'elica si è spezzato e quell'asse nel suo movimento rotatorio ha squarciato la fiancata della nave, l'ha aperta come una scatola di sardine. Lui è preoccupato per quello che sta accadendo, ma soprattutto è preoccupato perché ha caricato i suoi macchinari di pasticcere per portarli a Buenos Aires, ma non li ha assicurati per risparmiare. Lui si chiama Ruggero Bauli, sopravviverà alla tragedia, resterà 5 anni in Argentina, ritornerà in Italia e darà vita ad un impero, all'impero Bauli, l'impero dei dolci. Lui riuscirà a salvarsi, ma
quanto accade sulla nave a partire da quel momento è davvero un qualche cosa che merita un'indagine continua e che ancora oggi non si è interrotta, viene studiata nelle università per capire esattamente quello che può essere successo. Gli ufficiali corrono dal comandante Gully per informarlo dell'accaduto. La prima preoccupazione del comandante è quella di tranquillizzare i passeggeri, fa suonare la musica, dice che fra poco verrà servita la cena, ma intanto avverte i suoi e soprattutto i suoi marconisti, Reschi e Bolderacchi, chiedendo immediatamente di lanciare l'SOS, che continuerà fino alla fine, anche quando la situazione sarà ormai irrimediabilmente compromessa. Quanto è accaduto, quanto vi ho appena raccontato, succede in un punto molto vicino alla costa, a circa 80 miglia dalla costa brasiliana, un punto che, ironia della sorte, si chiama Puerto Seguro. È qui che la nave si ferma. I marconisti lanciano ripetutamente e continuamente i loro SOS e il comandante Gully cerca di governare la situazione, ma la situazione precipita in fretta e la nave mostra tutti i suoi limiti. Il comandante decide di mettere in mare le lance, ma quelle che vengono messe sul lato destro, essendo la nave inclinata a sinistra, visto che stava navigando con un solo motore, sbattono contro la fiancata e si spezzano. Sulla parte sinistra vengono calate allo stesso modo le lance, ma le corde sono lacere, marce e quindi si spezzano. E anche quando la lancia, la scialuppa, arriva in acqua, perde acqua. Comincia ad imbarcare acqua perché il legno è marcio, è consunto. Si racconta che i passeggeri con i loro cappelli gettino l'acqua fuori dalle lance. Si chiede soccorso, il soccorso arriverà, ma quelle scene sono veramente, racconteranno i giornali argentini e brasiliani, scene infernali, dantesche, di passeggeri che cercano di salire a bordo delle lance ma vengono colpite con i remi da altri passeggeri. Rispetto alla regola aurea del prima le donne e i bambini, qui invece governa la legge del si salvi chi può. L'equipaggio cerca di governare come può la situazione. Gully, allo stesso modo, con il megafono da una parte e una pistola dall'altra, ha capito che ormai la situazione è compromessa, ma vuole gestirla. Si avvicinano due navi, l'Aliena e l'Empire Star, che per prime hanno ricevuto l'SOS e sono in zona, ma vedono che dal Principessa Mafalda si sta levando una colonna di fumo bianco e temono l'esplosione delle caldaie. In realtà è soltanto vapore acqueo, ma questo le fa allontanare e quindi ritarda ancora di più il soccorso. Intanto quella brezza è diventata vento forte, le onde si sono alzate. È una notte di novilunio, buia, completamente buia, e solo i fari delle navi che soccorrono il Principessa Mafalda mostrano quello che sta accadendo. I passeggeri racconteranno di queste navi che si avvicinano e poi si allontanano, facendo appunto ritardare i soccorsi, ma racconteranno anche di queste scene infernali, dantesche, di questi colpi di rivoltella che si sentono perché qualcuno decide di uccidersi, o di altre situazioni, guardate qui nei soccorsi delle scialuppe. Qualcuno parla addirittura di squali che si avventurano, che si avvicinano alla nave. Insomma, una situazione veramente terribile. Gully capisce che non c'è più nulla da fare. Gli si avvicina il comandante in seconda, Moresco di Bogliasco, gli dice: prova a gettarti in mare, salvati, tu hai moglie e figli, resto io. Lui non risponde nemmeno. Lui vuole restare fino alla fine e allora raduna ancora gli ultimi orchestrali che erano rimasti sul Principessa Mafalda e si racconta, chiede a loro di suonare la Marcia Reale urlando Viva l'Italia. Probabilmente è un falso messo in circolazione dal regime per nascondere le responsabilità di quella tragedia e per esaltare i gesti di eroismo che pure ci sono stati. Gully aveva un portafortuna, una maglia di lana che aveva indossato nei due episodi precedenti, quando era riuscito a salvare tutti quanti i passeggeri dei due piroscafi durante la Prima Guerra Mondiale.
quella maglia di lana viene recuperata, non il suo corpo, e viene restituita alla sua famiglia come unico ricordo. Grazie. Grazie. Questo pezzo si chiama Le Valse d'Amélie, l'abbiamo scelto con Franco, è tratto da un bellissimo film, Il meraviglioso mondo di Amélie, e ci sembrava opportuno proporvelo. Sono centinaia le testimonianze arrivate dopo la tragedia delle persone che si sono salvate. Mario Ottaviani è un giovane in viaggio d'affari in Argentina. È certo che il capitano Gulì e alcuni ufficiali hanno compiuto sforzi sovrumani per imporre ordine e disciplina, ma i passeggeri di terza classe e l'equipaggio sono responsabili di aver trasformato la situazione in anarchia, prendendo possesso delle scialuppe di salvataggio senza pensare alle donne e ai bambini che chiedevano a gran voce un aiuto. Nicola Linose, un immigrato jugoslavo, dice: non ho mai pensato che gli uomini potessero temere altri uomini così fortemente. Confesso che la lotta più intensa non era con le onde, ma con i passeggeri in acqua, che non sapendo nuotare si aggrappavano a quelli al loro fianco con urla disperate. E per andare avanti era necessario allontanarsi dagli altri, che in acqua avevano formato una barriera umana. Milem Sol, che è un commerciante arabo, quando ci fu quel rumore assordante chiesi subito spiegazioni, ma nessuno fu in grado di rispondermi e ho deciso di buttarmi in acqua quando ho visto che tutte le scialuppe erano ormai già occupate. Ma che cosa è accaduto, dicevamo prima? I morti ufficiali del principessa Mafalda sono 324, ma nessuno ha certezza dei morti reali, perché su quella nave risultano imbarcati un centinaio di braccianti agricoli siriani che attraversavano l'oceano per andare a lavorare dall'altra parte in quella stagione e almeno un centinaio di clandestini. Numeri complessivi che porterebbero le vittime a oltre 500-600, così come denuncia la stampa argentina. Il caso del principessa Mafalda è stato studiato a lungo ed è ancora oggi oggetto di studio. Un'università svedese, l'Università di Uppsala, spiegherà appunto, numeri alla mano, che le percentuali delle persone morte nella tragedia possono dare una sorta di risposta, perché
il 26% delle persone imbarcate ufficialmente perde la vita. Di queste il 58% fanno parte della prima classe, il 38% della seconda, il 18% della terza, il 12% dell'equipaggio. Inizia subito sui giornali sudamericani una serie di attacchi, di accuse durissime alla compagnia, all'equipaggio, al governo italiano, e il numero dei morti viene costantemente aggiornato e riportato. Ben diversa è la situazione in Italia. Il regime cerca di tenere nascosto il più possibile questa tragedia, facendo arrivare ai giornali dell'epoca delle veline che danno una versione completamente diversa. Il Corriere della Sera, 2 giorni dopo, parlerà di poche decine di vittime e 1200 salvati. Il Secolo XIX darà la colpa a situazioni completamente diverse e mai realizzate nella realtà, come gli scogli addirittura che potrebbero aver procurato dei danni alla nave. In realtà reggere questa falsità a lungo non è possibile. La preoccupazione del regime ovviamente è quella di non spaventare gli armatori che stanno investendo, di non spaventare gli immigrati che sono il business, e soprattutto di non destare preoccupazione nella popolazione che si appresta a dover celebrare l'anniversario della marcia su Roma, ma non si riesce a reggere a lungo a queste falsità dicendo 1200 in salvo, e così il 3 novembre in un trafiletto sui giornali italiani compare il numero dei morti, 324. Guardate invece completamente diverso il racconto dei giornali brasiliani e dei giornali argentini. Tutto questo ci fa pensare appunto alle cause vere e ci porta ad una conclusione amara, un po' su una riflessione che avevamo fatto all'inizio, perché il governo, per rispondere alle accuse crescenti, dirà che sta per essere varata una commissione d'inchiesta che punirà i colpevoli e i responsabili, che sicuramente verrà fatta luce sulla tragedia, ma è il ministro della comunicazione Costanzo Ciano a liquidare la vicenda dicendo: la nave era in perfette condizioni, era stata controllata a Genova e a Barcellona, la causa è una sola, il fatto avverso. Eccola la fortuna o la sfortuna che serve sempre a coprire queste situazioni. Succede così anche in questa circostanza. C'è anche però qualcuno che, vorremmo dire per fortuna, ma noi abbiamo cancellato questa parola, qualcuno potrebbe dire per miracolo o per una serie di coincidenze, su quella nave non è salita. Ruth Negrete è una donna argentina che all'epoca della penultima traversata Buenos Aires-Genova compie 1 anno, e per lei, nel racconto della famiglia appunto che viene trasferita a Ruth, per lei il comandante Gulli aveva organizzato addirittura una festa a bordo con una torta per quel primo compleanno. La famiglia Negrete deve rientrare in Argentina e il padre in quel momento, insieme ai suoi familiari, è a Londra, è amico dell'ambasciatore argentino a Londra e lo va a trovare, e i due conversano e parlano, ed a un certo punto l'ambasciatore chiede al papà di Ruth: ma come tornerai in Argentina? Lui dice: parto l'11 ottobre, ho già prenotato i biglietti sul Principessa Mafalda. No, dice l'ambasciatore, tu su quella nave non devi salire, quella nave è pericolosa. Lui dice: però io ho già acquistato i biglietti, devo spostarmi, sono a Londra, ora torno a Genova e parto. Assolutamente no, tu non devi prendere quella nave, devi prendere una nave della Blue Star Line. E spontaneamente acquista lui i biglietti per la famiglia Negrete che non partirà da Genova e si salverà. E c'è un'altra storia che voi conoscete bene, che abbiamo raccontato anche lo scorso anno, di questa famiglia piemontese che aveva ordinato i suoi biglietti sul Principessa Mafalda per l'11 ottobre e che era stata costretta a rinunciare. Giovanni, Mario e Rosa, eccoli nella foto, avevano deciso di chiudere la loro esperienza italiana e di raggiungere i fratelli di Giovanni a Buenos Aires, a Paraná, per intraprendere una attività commerciale che stava andando molto bene. I soldi erano necessari però per il viaggio e per la vita in Argentina, e quindi
i tre avevano messo in vendita i loro campi, non erano arrivate offerte, oppure quelle offerte erano state ritenute insufficienti, e a malincuore i tre erano stati costretti a rinunciare a quel viaggio sul Principessa Mafalda. Partiranno 1 anno e mezzo dopo. Se fossero partiti si sarebbero salvati, sarebbero morti, forse sarebbero cambiati i destini del mondo, perché come voi sapete Giovanni, Rosa e Mario di cognome fanno Bergoglio, e quindi sono il papà e i nonni di Papa Francesco, che spesso nelle interviste dice: ringrazio ogni giorno la divina provvidenza per non aver fatto salire mio padre e i miei nonni sul Principessa Mafalda. Grazie Franco, je suis jamais allé, sempre dal meraviglioso mondo di Amélie, grazie, grazie davvero. E c'è un'ultima pagina per concludere questa storia che ci invita ad una nuova riflessione sulle coincidenze, e questa è incredibile soprattutto per la sequenza di date che ogni volta continua a sorprendermi. Una delle due navi della nostra storia porta il nome di Mafalda di Savoia, la principessa Mafalda di Savoia, della nave che affonda. Mafalda nasce nel 1902. Nel 1903 un veliero che si chiama Principessa Mafalda fa naufragio al largo di Sumatra. Il 28 agosto del 1944, lo stesso giorno in cui morirà Mafalda di Savoia, la nave Principessa Mafalda, un vaporetto, a Trieste viene colpita e affondata dagli alleati. Sembra che ci sia sempre una sorta di maledizione attorno a questo nome, è difficile non sganciarsi da questo. Eppure noi dobbiamo restare concentrati e riflettere sulle vicende, sulle sequenze, sugli avvenimenti. Nel 1927, quando il Principessa Mafalda affonda, Mafalda è già madre e moglie. Nel 1926 ha sposato il principe Filippo d'Assia ed è diventata cittadina tedesca. Nel 1926 è nato il suo primo figlio, Maurizio. Mafalda detesta i nazisti ed è ricambiata in questo sentimento. Si tiene lontana il più possibile dalla politica, come può, anche se a volte è costretta a presenziare e a partecipare ad eventi e ad avvenimenti. Lei vuole vivere il più distante possibile, si divide tra la Germania e Roma,
per il suo matrimonio le è stata donata una villa ai Parioli, Villa Polissena. Gli anni trascorrono serenamente. La situazione precipita il 28 agosto del 1943, esattamente un anno prima della sua morte. Alla porta di Villa Polissena bussa un emissario del re di Bulgaria Boris III. L'emissario porta un messaggio di Giovanna, sorella di Mafalda, a cui lei è molto legata. Dice: il re è malato, è molto grave, sta morendo, vieni. E Mafalda parte, molto legata alla sorella. Arriva a Sofia il 31 agosto, il re è già morto, misteriosamente, non si capisce perché, si pensa, si immagina per avvelenamento da parte dei nazisti. Qualche giorno prima aveva confidato ad Hitler la necessità di interrompere la guerra e di firmare un patto con gli alleati. Questo aveva mandato su tutte le furie il Führer. Mafalda si trattiene ancora una settimana insieme alla sorella Giovanna e il 7 settembre del 1943 decide di fare ritorno in Italia. Non c'è data peggiore per tornare in Italia, soprattutto se ti chiami Savoia. Vedete, quando affrontiamo questi temi bisogna sempre avere ben presente il giudizio storico e distinguerlo dalla storia che stiamo raccontando. Le responsabilità dei Savoia nei disastri italiani sono immense. Non aver fermato Mussolini nella marcia su Roma, non averlo fatto arrestare per il delitto Matteotti, aver firmato le leggi razziali, averci portato in guerra, eccetera, eccetera, aver firmato l'armistizio ed essere scappato a Brindisi. Però noi questa sera ci concentriamo su di lei, che il 7 settembre del 1943 decide di tornare in Italia. La regina madre, la madre di Boris, il 9 fa fermare il treno su cui c'è Mafalda, dicendole: non tornare, avete firmato l'armistizio, scappa, salvati. Lei dice: ma perché? Che cosa mi può succedere? Io sono cittadina tedesca, mio marito sta servendo il Reich, è nella Wehrmacht, mio figlio Maurizio è nella contraerei, non ho nulla da temere, voglio tornare perché prevale in lei il desiderio di essere madre. Il padre, Vittorio Emanuele III, non l'ha avvisata che qualche giorno prima era stato firmato l'armistizio e l'8 era stato reso pubblico. E quindi lei torna, arriva a Budapest, sale su un aereo destinato a Bari, potrebbe raggiungere comunque Brindisi, che è molto vicina, ma l'aereo ha poco carburante e quindi si ferma a Pescara. A Pescara gli si fa incontro un ufficiale e le dice: principessa, c'è un aereo che sta per partire per Brindisi, salga, si salvi. Lei dice: no, sono vicina a Roma, io voglio tornare dai miei figli. Resta una settimana a Chieti e poi con mezzi di fortuna arriva a Roma. Può finalmente riabbracciare i suoi figli. Il re e la regina avevano affidato i nipoti in Vaticano a Giovan Battista Montini, futuro Papa Paolo VI. Il figlio Enrico ricorda quell'incontro con la madre, molto intenso, drammatico, la madre stravolta, stanca ma felice. I due si abbracciano, progettano e dicono: ci riuniremo, resteremo di nuovo tutti insieme. Torno a casa, domani torno a trovarti. Torna a Villa Polissena e poco dopo alla porta bussa un emissario del comando tedesco. C'è un messaggio da parte del comandante Herbert Kappler, futuro boia delle Fosse Ardeatine. È già scattata l'operazione, si chiama Abeba Übung, operazione Abeba, per prendere in giro il passato coloniale dell'Italia, ma lei non sa nulla. Le dicono: principessa, venite domattina a Villa Volkonsky, sede del comando tedesco, potrete parlare al telefono con vostro marito. E lei accetta. Non sa che il marito è già stato mandato in un campo di concentramento. Anche lui, anche il marito di Mafalda, al Führer aveva spiegato la necessità di arrivare ad un accordo con gli alleati e questo l'aveva mandato direttamente in un campo di concentramento a Flossenburg. La mattina successiva Mafalda viene prelevata dagli emissari del comando tedesco e portata all'ingresso di Villa Volkonsky, ma non viene fatta entrare, viene presa con la forza, portata su un'altra macchina all'aeroporto di Ciampino, da qui a Monaco e Berlino per 3 settimane, interrogatori durissimi
nel tentativo di strappare a lei qualcosa che lei non sapeva. Mafalda non sapeva nulla di queste vicende e allora si compie il progetto, l'operazione Abeba. Per lei è pronto il campo di concentramento di Buchenwald, quello destinato alle figure importanti ma scomode di cui i nazisti vogliono liberarsi. Gli viene cambiato nome perché non si deve sapere a Buchenwald che c'è una principessa, lei si chiamerà Frau von Weber, ma la situazione precipiterà molto in fretta perché gli stenti, la fame, il freddo, le umiliazioni continue delle capò che chiamano Frau von Weber Frau Abeba, la porteranno a debilitarsi molto, molto velocemente. L'idea, la voce però che all'interno del campo ci sia una persona particolare, speciale, corre velocemente. Lei non rivela la sua identità, ma la ricordano con ancora un nastro fra i capelli, una cintura nel suo vestito lacero e un barattolo dove dicono lei nasconda del cibo da portare ad altri prigionieri. Il 24 agosto del 1944 il campo di concentramento di Buchenwald viene colpito da una bomba, da un aereo sganciato da un aereo alleato. La bomba doveva colpire le officine Gustloff, poco vicino, poco distante dal campo di concentramento, ma colpisce un terrapieno in cui si erano nascosti prigionieri, fra cui anche Mafalda. È ferita, ma non è grave, potrebbe salvarsi, ma a questo punto si compie l'atto finale. Viene prelevata, caricata su un asse di legno, portata nell'infermeria del bordello e qui semplicemente medicata. L'assisterà per 3 giorni e per 3 notti in un'agonia straziante una prostituta. Il 27 verrà nuovamente portata in infermeria e le verrà amputato il braccio ormai devastato dalla cancrena e verrà lasciata morire il 28 agosto del 1944. Il suo corpo viene prelevato e buttato insieme ad altri corpi inanimati in una catasta a cui si sta per dare fuoco. Ma un sacerdote, un padre boemo, padre Till, che sapeva dell'esistenza di Mafalda e riconosce il suo corpo dal braccio amputato, chiede al comandante del campo di risparmiare dal fuoco quel corpo, le dia almeno una sepoltura in una fossa comune. E il comandante accetta. Il corpo di Mafalda viene prelevato, messo in una bara e depositato in una fossa comune. Alla fine del conflitto, 7 marinai di Gaeta, saputa la storia della principessa, chiedono al comando alleato di recuperare quella bara, di provare a recuperare quella bara. Vanno al cimitero di Weimar, dove era sepolta nella fossa comune, e chiedono di poter entrare ma vengono respinti una prima volta. Si ripresentano una seconda dicendo di essere giornalisti e vengono fatti entrare e iniziano a scavare nella fossa comune finché tra le tante bare trovano la 262 con una piccola croce e dietro la scritta Mafalda. Prendono quel corpo e lo restituiscono alla sua famiglia nel castello di famiglia a Francoforte sul Meno, dove riposa la principessa che non fece ritorno. Grazie. Grazie. Franco Piccolo. Grazie. Ma credo che questo applauso che vi abbiamo rivolto sia l'espressione più bella, più vera di quello che ci hai comunicato anche questa sera. Ne eravamo certi, ma ne abbiamo avuto la riprova, e anche grazie perché hai messo in luce la figura di questa donna che forse per tanti di noi, almeno a me sicuramente è rimasta molto sconosciuta finché poi non ce l'hai proposta. E grazie perché attraverso questa storia, questa narrazione che tu ci hai portato, e anche Franco Piccolo ci ha fatto assaporare attraverso
le musiche di quel tempo, di quell'epoca, ci hanno fatto risuonare dentro queste due parole, almeno le due parole che a me sono risuonate di più, e che sono l'importanza della comunicazione, del modo come vengono comunicate le cose, gli eventi, i fatti, e sui quali ancora oggi tu sei un esperto di comunicazione, ne hai fatto il tuo lavoro, però come importante, no? Sempre andare alle sorgenti di quello che ci viene detto, di quello che ci viene raccontato, andare alle fonti. E anche è davvero ammirevole, no? Il lavoro di documentazione, di testi, di testimonianze che hai raccolto per mettere in scena e nel racconto questa sera per noi. E l'altra parola è responsabilità, perché quando si ascolta qualcosa, ecco, sempre viene messa in gioco la nostra responsabilità. Non si può far finta di non sapere, di non aver visto, di non aver sentito, e quindi credo che ancora una volta attraverso la tua arte, possiamo chiamarla così, della narrazione, ci hai fatto riassaporare un po' l'importanza della comunicazione e l'importanza anche del saper trasmettere, raccontare quello che è stato la storia del nostro paese, della nostra Italia, della gente che ci ha preceduto, tanti dei quali sono partiti di qui, dalla nostra terra, dalle coste liguri, e poi la figura, ecco, di donne come questa che solo perché era forse famosa, no? Magari ha lasciato qualche traccia in più, ma tante persone che non hanno più nome, forse sono rimasti numeri, ma che sono partite anche dalle nostre terre, che nei campi di concentramento hanno avuto un tragico epilogo. Ecco, soprattutto le tante donne, ecco, quest'anno il tema è stato questo, che ci ha accompagnato lungo quest'estate. Allora vogliamo pensare a loro come coloro che hanno in modo ingiusto, ecco, insieme ai bambini, ai mariti, a tante persone, ecco, hanno ingiustamente dato la loro vita perché, ecco, noi potessimo avere la libertà, ecco, che abbiamo oggi, seppure ci sembra di essere costretti, ristretti da tante cose, ma neanche immaginiamo, ecco, cosa volesse dire per quel tempo. Quindi grazie ancora di cuore a Franco Piccola, a Massimo Minnella, e facciamo loro ancora un grande applauso, che è la gratitudine per quanto ci hanno detto. Grazie, grazie davvero. Mi piace, grazie per le tue parole. Mi piace e ci tengo a sottolineare che questo lavoro è il frutto di un gioco di squadra, di una collaborazione con mia moglie, Danila Suzzi, che ha lavorato con me anche a questo lavoro, e quindi si dice che dietro un grande uomo c'è una grande donna. Io non sono un granché, quindi non è che ti faccia un complimento, quindi, però insomma è un lavoro che facciamo insieme, ecco. Grazie a tutti voi. Io, se voi siete d'accordo, mi congederei chiedendo a Franco, visto che abbiamo parlato comunque di mare, di viaggi, di emigrazione, di Argentina, forse ancora un ultimo pezzo possiamo fare per chiudere così questa serata a Piazzolla, come ritieni tu, Libertango, va bene? Grazie.